è tempo di festività natalizie, quindi che si fa in tutte le case? Si gioca a tombolo, si gioca a trasette, si gioca classe piglia tutte per creature. Io so pazzo di un mazzetto, quando mi piace un mazzetto, so pazzi fa sul gioco del mazzetto. Naturalmente, che cosa facciamo provare o degustare ai nostri amici? Nel mio caso, io preparo sempre la mozzarella in carrozza. Quanto è buona la mozzarella in carrozza che faceva mia zia Titina. Mamma mia, Sulessa sapeva fare. Vi spiego come si fa. Procuratevi del pane a lievitazione naturale, bianco possibilmente, e lo tenete in una busta chiusa per 3-4 giorni. Deve diventare proprio, come diciamo noi a Napoli, seraticcia, cioè significa bella, sic sic. Fatto questa operazione, il giorno che dovete fare questa mozzarella in carrozza, vi procurate intanto la mozzarella, che taglierete a fette e la metterete a scolare in uno scolapasta. Io ci metto pure un po' di provola, dico la verità. Quindi, tutto pronto per le 19, vogliamo fare questo aperitivo con mozzarella in carrozza? E allora che facciamo? Prendiamo il pane che abbiamo affettato, ci mettiamo vicino una bella cofanetta con un po' di latte. Deve essere un'operazione molto veloce. Sul fuoco abbiamo già messo il nostro olio di girasoli, e manteniamo la temperatura a minimo. Intanto sbattiamo 2 uova, a secondo di quanta mozzarella dovete fare, mettiamo un po' di pepe e un po' di sale, e io ci metto pure un poco di formaggio parmigiano. Velocemente prendo la fetta di pane, seguitemi, la bagno nel latte, una vutata e una girata. Subito ci piazzo in mezzo la mozzarella e la provola, e poi piglio una alice di cedara. Quelle che profumano proprio di mare, che sapano proprio di scoglio. Ce le metto in mezzo, ribagno l'altra fetta, la metto sopra, infarino tutto il pezzo di mozzarella in carrozza, la bagno nell'uovo con l'olio che porto poi al massimo e la friggo. Ma che mozzarella in carrozza è a fine del mondo. Un'altra ricetta: se non volete mettere la seconda fetta di pane, non c'è bisogno di fare nient'altro che bagnare la fetta, mettere la mozzarella, mettere l'acciuga, infarinare, mettere nell'uovo e friggere. E allora sì che le giocate a carta diventano tutta un'altra cosa. Perché a mangiare è bello, specialmente quando le cose sono buone. Mozzarella in carrozza.